Ma che sorpresa Rico Femiano, ragazzi, perciò ho voluto incontrarlo urgentemente, perché insomma lui è famosissimo, no? Perché è il cantante amatissimo del pop, del mainstream. Però mi ha sorpreso quando mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che io sono pronto con un progetto veramente affascinante e per me ambizioso. Dico: ma qual è questo progetto? Pezzi nuovi? Dice: no, ho ricantato delle canzoni che fanno parte della mia vita ma anche della nostra vita. Leggo Quando di Pino Daniele, che non ha bisogno di presentazioni, però della tua risposta sì. Assolutamente, Quando è un pezzo che fa parte un po' della mia vita, come hai detto anche prima, della vita di tutti. Sono molto affezionato a questa canzone anche perché rappresenta la vera musica partenopea napoletana che si è andata un po' in tutto il mondo, e nello stesso tempo parla d'amore, che è l'argomento principale, che rappresenta Napoli, rappresenta la musica, e quindi è una bella canzone che ho sempre voluto cantare e la canto sempre. Ma invece penso che sia molto importante. Assolutamente. Sia molto importante che i ragazzi come te, anche quelli che affrontano altri generi musicali, ai concerti, è importantissimo che continuate a cantarlo. Bisogna rinnovarlo sempre e attraverso anche te. Perché quella è musica, quella è vera musica. Che dobbiamo trasferire, trasmettere. Sì, Senti, sì. Ma è già pronto? Abbiamo già qualcosa? C'è qualcosina, perché sì. poi Sì, è bello parlare delle canzoni, ma le canzoni, voglio dire, poi è meraviglioso ascoltarle. Facciamo un pezzettino allora. Quando? Vai. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso? Verso un giorno disperato ed io ho sete ancora. Bello, veramente bello. Abbiamo appena cominciato questo viaggio attraverso la voce di Rico Femiano, che ci porta a rivivere 4 canzoni che sono importanti per la cultura musicale napoletana. Sto parlando di Un pensiero che tu hai scelto. Sì. Un tema molto particolare. C'è sempre stato, ci sarà, è un problema che abbiamo, purtroppo ci sta. Io ho perso tanti amici con la droga. Lui sta parlando della droga, sì, perché la sì. canzone si chiama No Pensiero e credo a metà degli anni '80 affrontò proprio il tema in una maniera anche molto forte. Sì, tu l'hai voluto riproporre questo pezzo? L'ho voluto fortemente. Ma quando hai sentito poi la vocalità, no, di Antonio Sorrentino, con cui hai in comune una certa visceralità, perché anche tu poi canti carnale, come mi piace dire, anche in questo caso non hai avuto paura di affrontarlo? No, anzi avevo una voglia matta di cantare quella canzone, perché come ho detto prima io ho perso degli amici con la droga, è un messaggio importante. Lo so che sono uno dei tanti, però io lo voglio sempre riportare e dire: non vi drogate, perché non bastano mai, più ne siamo a ricordarlo, meglio è. No Pensiero, versione di Rico Femiano. Marichi te la ritta, che non suona casa accatta, ti va da felicità. Marichi, ma come fate a te fa questo rispetto? Stai morendo per campare. Pigli faccia sta paura, fuia che stivi che scura, non ti faccio arrabbiare. Senti, a me non ci va niente, il pensiero se è sincero va vola. Bellissima questa versione, bellissima. Devo dire, è proprio una tua versione ad Rico Femiano, perché poi l'importanza di reinterpretare questi pezzi è certamente non rifare la copia. No, metterci un po' di tuo. Ma assolutamente, perché altrimenti molti poi dicono ma molto meglio l'originale. Invece è proprio una versione alla Rico Femiano. Poi mi ha sorpreso il prossimo pezzo, Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, che non fa parte certamente del repertorio della canzone classico contemporanea napoletana. No. Come ci sei arrivata? A mezzanotte sai? Perché? Perché questa canzone me la faceva ascoltare mia mamma da piccolo. Questa si avvicinava molto alla mia vocalità. E poi Celentano parla d'amore, quindi è un pezzo che racconta l'amore in un modo bello, elegante e sensuale.
E mi è piaciuto. Ed è l'unica di Celentano che ti piace? No, ti piace No, solo. però questa si avvicina molto alle mie corde vocali, al mio modo di cantare. Quando l'ho sentita, sai che ho pensato? Come mai non l'hai tradotta in lingua napoletana, in dialetto napoletano? Perché oramai si usa, no? Sì. Poi noi napoletani traduciamo tutto nella nostra lingua. E allora ho pensato, secondo me sarà una carezza in un pugno e sentirò a mezzanotte sai che io te penso. Invece no. No, perché sono Hai pezzi voluto che non farla. si toccano secondo me questi. Si toccano. No, sono sacri. Sentite il risultato, Rico Femiano. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma hai pensato di mandarla a Adriano, a Claudia Mori, così, giusto per avere una benedizione? No, a mia mamma. Solo a tua mamma l'hai A mia mandata. mamma, E chi perché ha piace detto? a lei. E chi ha detto? Piangeva. Piangeva. Si è emozionata. Perché si è ricordata di quando eri piccolo e lei ti cresceva Esatto, con le canzoni di Adriano. al latte e Adriano Sì, Celentano. sì, è vero. Chiudiamo, ma prima di chiudere però dobbiamo ringraziare tutti quelli che ti hanno dato una mano, soprattutto i musicisti, i produttori, Sì. insomma, facciamo proprio i nomi. Al maestro Maurizio Bosnia che ha curato in un modo egregio. Pignolo come Pignolo lui. e non ti dica proprio. Una Ma cosa, lo so, che ha fatto bene. A Guido della Gatta, a Gaetano Diodato e a Mario Basile. E allora il finale è proprio a sorpresa. Anam e Cor, pure questa te la faceva sentire mamma? No, questa perché è una delle canzoni secondo me più carnale delle canzoni classiche napoletane. Ed è, dopo Solo Mia e dopo qualcun'altra, la canzone napoletana più famosa al mondo. vero. Anam e Cor. Tenimmoci così, anima e cuore, non ci lasciamo più, manca parole. Sto desiderio di te mi fa paura. Campo con te, sempre con te, per non morire. E abbiamo finito. Ho fatto bene a chiederti di incontrarci per parlare di queste sì. tue scelte. Chi meglio di te poi? No, vabbè, insomma, chi meglio di te poi a cantarle? E adesso speriamo che tu le metta nel repertorio dei tuoi concerti. Sicuramente. Ce l'hai il coraggio? Sì, sì. Di cantare un pensieri improvvisamente? Non è in una nemmeno il serata- coraggio, Una è- serata divertente dove la gente vuole divertirsi. Sì. La canti? Sì, perché mi piacciono a me e trasmetto questo, capito? Quindi canterai tutto, una carezza in un sì, pugno, promesso. Promesso. Lo devi fare. Ti mando il video. No, ma lo devi fare per te, ma anche per la musica, per tutta la assolutamente. musica e soprattutto per quella di Lo Napoli. farò. Grazie a voi che ci avete seguiti fin Grazie. qui e grazie a Rico per avermi Grazie a te, dato grazie. questa bella possibilità di incontrarlo e di supportarlo in questo nuovo percorso. Ciao. Tenimmoci così, anima e cuore, non ci lasciamo più, manca parole. Sto desiderio di te mi fa paura.